Ritorna a Belluno il 4 agosto alle 20:30 la sesta edizione di Belluno Summer Run, un evento che porterà di nuovo la vita per le strade del centro della città. Bambini, ragazzi, famiglie che faranno questa pedonata e dopo 2 anni di pandemia, restrizioni e lockdown che sono stati un po' difficili per tutti, per la socialità, per la vita all'aria aperta, per l'allegria, noi contiamo molto su questo tipo di eventi e auspichiamo che la Belluno Summer Run continui negli anni, aumentando sempre di più il numero dei partecipanti. I partecipanti indosseranno delle bellissime collane di fiori colorati, quindi il colore e l'allegria dei bambini che sfrecceranno per le strade del centro storico di Belluno. È importante evolvere lo sport in città, è importante fare degli eventi che ci accompagnino in questi 4 anni, da programmare, da mettersi a tavolino, da creare anche collaborazioni con tutti i territori che saranno coinvolti. Non c'è dubbio, tutti gli sport aiutano a mettere assieme le persone, soprattutto i ragazzi giovani che sono un po' frastronati di questo lockdown, di queste chiusure, di questa poca capacità di fare squadra, permettetemi la battuta, ma di stare assieme. Ecco, lo sport aiuta a fare questo, anche il poddismo, l'atletica leggera. Abbiamo visto un riavvicinamento delle persone dopo ovviamente questi 2 anni e mezzo di assoluta chiusura. Le manifestazioni come questa servono proprio per integrare le varie età e le varie persone che sono interessate allo sport. Questo è uno sforzo che stiamo facendo, che è quello di dire questa Belluno bellissima, appoggiata a una quota di livello mare eccezionale, che è fresca la sera anche nelle giornate più calde, offre l'essere il capoluogo di un'intera provincia, ma soprattutto guarda anche oltre i confini di questa provincia, perché è importante e interessante condividere con tutti questo aspetto sportivo. A livello tecnico ha uno sviluppo su un percorso decisamente in centro storico e che ha il rispetto della passeggiata serale. Quindi si andrà a Borgo Pra, si arriverà a Borgo Piave, si farà in salita la panoramica per rientrare in centro da via Garibaldi. Poi si scende per passare in Duomo, via San Lucano, e si risale da via Mezzaterra passando per la Porta d'Oiona e arrivare in centro. Mentre nelle edizioni precedenti abbiamo fatto degli esperimenti per i bambini, quest'anno abbiamo dedicato loro un percorso preciso che si snoda su 700 metri la distanza e che è aperto ai bambini dai 12 anni a scendere. La distanza ha un suo momento storico ben preciso, perché anche questo passa per Piazza del Duomo, via Mezzaterra e sale passando sotto Porta d'Oiona e arriva in piazza.